Eccoci qua carissimi amici, appassionati di auto storiche, sono qua in compagnia dell'amico Renatone. Ciao carissime amiche, ciao carissimi amici, guarda Marvin, guarda 1963, spettacolo. Sono già andati via qua i ragazzi. Sì, spettacolo. Ecco qua, i ragazzi appunto volevamo farci raccontare un po' il tutto ma non ha detto che non ha tanto da raccontarci, bianchina del 1963. E sono quelli i ragazzi? Sì. Ascolta amico, dai vieni qua, aprimi dai, 2 secondi la macchina, grazie, perché è un po' così la diretta. È una diretta veloce, poi ci scappate. Federico, ringraziamo Federico. Ecco perché poi qua ci scappate. Bianchina 1963, guarda. 1963, eccola qua. Marvin, l'hai da gustare da mare. Ottimo colore. Bello, sì, bellissimo. colore... L'hai presa così o l'avevi già? No, l'ho presa così un paio d'anni fa, mi sto appassionando un po' al mondo e... Bellissimo, mi piace particolarmente proprio questo colore, per quello che ho detto la prendiamo qua al volo. Ti dà soddisfazione st'auto? Sì, molto bella da guidare, simpatica soprattutto. Mamma mia Marvin, guarda che spettacolare il retro. Ecco qua, dai. Fa il suo effetto, puoi mettercela in moto un secondo? Sì. Dai, così, ecco, così abbiamo preso così al volo, vedi qua il caronato. Al volo, guarda Marvin, merita. Bianchina come piace a te, no? Mamma mia, vai Marvin, gustatela, amatela, 1963. Grazie, dai, ti lasciamo andare a mangiare, dai, adesso, grazie. Grazie mille, fantastica. Grazie. Carrozzata così, è una carrozzeria particolare questa, no, proprio così? Originale, ecco qua. Tutto originale. Spettacolo Marvin, da mare, da gustare in diretta. Grazie mille, sai. Grazie carissimo. Portata a casa anche questa, Renato. E l'abbiamo fatto accendere e veramente, credetemi, è spettacolare. Bella, poi questo colore io non l'avevo mai visto. No? È in folle, attenzione! Scusa, hai lasciato in folle? Frenala, altrimenti va. È il bello della diretta, la vedi, sta andando. Bravo Renato, insomma. Ecco dai, abbiamo beccata anche questa. Buon pranzo, grazie. Ecco qua, Renato vai lì, dai. È il bello della diretta qua, non facciamo come Fantozzi che la macchina parte e va addosso l'altra vettura, all'Alfa Romeo, purtroppo. Dai, salutiamo tutti quanti. È la diretta, salutiamo tutti i nostri amici, le nostre amiche del canale, è un caldo infernale, tutti sono a rinfrescarsi. Però la gente si domanda, ma ascolta un attimo, caldo infernale però ti vesti di nero. È la mia scelta di vita, tutta la vita, il vero, l'originale sì, Men in Black, 35, 40, 42 gradi, 43. Però dopo la gente ti dice, ma ti lamenti che fa caldo. Ho solo vestiti neri, non posso neanche scegliere Marvin, però posso fare la scelta di gustarmi con te questo spettacolo vintage, ecco 1963 che possiamo amare, che possiamo toccare. Guardate qua cari amici, appassionati di auto d'epoca. Marvin, guarda. Saluto Max, saluto Antonio La Salerno, tutti quelli che ci seguono, Marvin. Saluto anche il club Auto 112 con Matteo, saluto Demis e tutti quanti, pubblico femminile con Alessia, Giuseppe e Lucia, Giovanna e via andare. Questo è un po' il Marvin Tour oggi nel Veneto. Il Marvin Tour da mare, da gustare amici. Ecco qua ragazzi. Fumo di vintage nella natura, cosa vuoi di più Marvin? Spettacolo, guarda qua che lavorare, a filmare, ma a gustarti la diretta. Insomma noi rinunciamo a mangiare per fare questi report. Certo, ma ne vale anche sotto il sole cocente. Ragazzi, ciao a tutti. Spettacolo. Ciao. Eccoci qua cari amici, appassionati di auto storiche, sono qua in compagnia di Renatone, siamo in zona Veneto, provincia di Treviso, caldo cocente, un raduno pazzesco. Renato, vai lì Renato, siamo qua a un distributore. Eccoci qua, la bellissima diretta, grazie Marvin, ciao amiche, ciao amici, tutti a mangiare, a far festa. E noi ancora da bere e da mangiare, ma siamo qua a documentare questo spettacolo per voi, in cui vedo tantissime Mercedes. La Opel Record l'avevamo già vista qua appunto hanno messo... Abbiamo fatto il filmato prima perché merita. Hanno messo traccia di pubblicità al Barber Day e Renato qua... Opel Record è il tuo anno, ricordiamo. Del 68, sì. Come vedete siamo un distributore e cosa vuoi fare? Siamo all'ombra, grazie a ricevute.
Ho messo le candele e qualcuno... Per il buon Renato, per grazia ricevuta, dice. Siamo all'ombra, credimi. E qua c'è un bel parco mezzi Mercedes qua, adesso io... Da vedere e da gustare Marvin, credimi, perché qua andiamo parecchio indietro nel vintage e merita tutto la stella Mercedes. La stella qua non abbiamo tempo di consultare Wikipedia perché il tempo è un po' tirato, io dico sempre guardate voi, insomma. Però siete voi gli esperti, in mano agli esperti a voi. Belle tedescone, ecco questo è il modello che piace a me, bella tedescona qua, e dedichiamo un po' a tutti gli appassionati della stella queste auto, io vi faccio vedere queste sfumature di Mercedes. Ecco belle qua. Marvin, guarda, posso Stella toccare, resiste. posso amare, posso gustare la stella in diretta. Deutsch, A me guarda piace. Marvin. C'è una cosa che a me piace molto, sono qua le coppe appunto dei cerchioni della Mercedes, bellissime. Spettacolo come dici te Marvin, spettacolo Marvin. La diretta come piace a noi, all'ombra. All'ombra, soprattutto all'ombra qua. E vi facciamo vedere queste sfumature di auto, guarda qua, addirittura questa è l'autoradio del tempo, cambio mi sembra sul volante. Mamma mia, Marvin, facciamo vedere. Mamma mia. Qua si tratta di una Mercedes 300 SE, giusto? E poi abbiamo qua una 280 e targata a Roma. Targata a Roma. Chissà per chi, chissà per chi. Per due persone a questo punto, innanzitutto il meccanico pazzo di Roma che lui ha una Mercedes 190 e lo salutiamo. Ed è Massimiliano, ecco qua. E poi la nostra carissima e la nostra Alessia appunto delle zone appunto di Roma, un'appassionata. Guarda Alessia, me la amo, me la gusto tutto e posso toccarmi la stella, guarda Alessia. Ecco credimi, qua. Alessia. Fantastico Marvin, la diretta. E siamo qua appunto all'ombra, ci stiamo gustando così queste auto così parcheggiate. Purtroppo sarebbe stato bello portare qua i proprietari, però insomma qua non possiamo fare tutto, ecco, dai. Intanto l'abbiamo messo in saccoccia qua Renato, poi ci penserà Max, ci penserà Antonio a darci tutte le dritte. Salutiamo tutti gli amici del canale, peccato che non ce n'è una aperta. Ragazzi, lasciate le macchine aperte quando andate a mangiare, mi raccomando. Che arriva Marvin e arriva Renato. Guarda qua un'altra Mercedes qua, Renato? Sono tutte chiuse, purtroppo. Tutte chiuse qua. Guardavo se c'era qualche targhetta ASI che ci diceva appunto di che anno poteva essere. Mamma mia che belle Marvin. Però, cioè, da amare e da gustare. Come piace a te Marvin. Guarda che stile queste Mercedes. Pazzesco. Cioè queste erano le vere Mercedes. Qua caro Max è scorpacciata di Mercedes qua. Questa è aperta, se vuoi Marvin. Andiamo a vedere, poi qua abbiamo chiaramente un Alfa. Oh, hai visto la targa anche questa, Renato? Anche questa targata a Roma. Wow. Omaggio ai nostri amici per la targa Roma. Questa quanti chilometri ha? Vediamo un po' quanti chilometri ha questa. Qua dice 93.000. Bella, 5 marce qua. Bellissimo. Una Spider qua. E poi abbiamo appunto questa Mercedes, questa è una 250S ritargata. Vabbè dai Renato, questo angolino l'abbiamo messo da parte qua, no, vai sulle sfumature qua. E adesso andiamo a vedere tutte le sfumature. Quali sfumature? Sulla 112 e la 500, il regalo che abbiamo poi in fondo. Questa è la 112 e auto bianchi. C'è un'altra, ma là Renato non l'abbiamo presa giù bene, andiamo mosso quella Mercedes lì. Ecco qua, oggi raduno in Veneto, insomma sosta, pranzo a un distributore. Ecco qua, vi faccio vedere questa Mercedes, guarda qua che rifiniture Renato. Tedesconi, qualità di materiale, insomma i soldi li mettevano qua, bellissima, spettacolo. Quanti chilometri ha questa? 175.000? Boh, ci ho visto, questo qua sarebbe un cabriolet. 350 SL. Renato dai, vai lì, fammi un saluto qua dai.
Registi? Siamo nel mondo Mercedes, un saluto amici e viva la stella e viva il vintage. Come stai? Siamo all'ombra per fortuna, però è molto molto dura con questo caldo. Ci stai? Microfono almeno va bene? Cioè... Sì, mi senti bene. Ti è caduto oggi in cantina o no? È caduto, sì, me l'ha ripreso il ragazzo. Però va, Funziona. No, perché quello di Porto Gruaro abbiamo fatto la prova. E viva il vintage e un saluto a tutte quello voi. Quello di Porto Gruaro ci tiene sempre molto, il tuo microfono. Ragazzi, con questo vi saluto, abbiamo portato a casa così la sfumatura di questo parcheggio Mercedes. Ecco qua, in un distributore così, tutto insolito. Ragazzi, ciao a tutti e andiamo avanti con il repo. Alla prossima. Eccoci qua, cari amici. Renato, portiamo a casa, siamo in Veneto. Anche le moto sono protagoniste, o no? Certo. Per cui mettiamo in saccoccia tutto quello che si può mettere. Guarda Marvin, spettacolo, vuoi salutare Marvin? Wow, ciao! È stato un mito bellissimo, bello, ragazzi! Stupendo, ci rivediamo l'anno prossimo. Grande, grandissima. Ciao ragazzi, Ciao carissimo, mi raccomando, vieni Renato, andiamo sulle altre moto qua, Questi motorini vanno sempre bene? Vuoi salutare Marvin? Ciao! Ciao carissimo. Va sempre bene? Ciao, cambiare la scusa. Hai bucato? Capita insomma, dai. Ecco qua Renato, sfumatura qua di motorini che anche sono protagonisti. Abbiamo le richieste anche per quelle, quindi... Come vedi la gente qua, 15 maggio se la gode al sole, lucente. E vieni Renato, dai. Ciao, classico ciao, chiaramente. Per gli appassionati del ciao. È tuo? Ma un bel Oxford, mi piacerebbe ciao. Un bel film, ciao. Va bene, abbiamo fatto onore qua, vieni qua Renato. Vediamo la lambretta. La tua? Ah, questa? Oggi un po' presenta. Special di che anno? 72. Sembra veramente uscita di fabbrica, no? Buono, dai. Vai lì, fammi un saluto di vai lì, dai. Vai lì, vicino alla Vespa. Saluta il mago. Ecco qua. Ciao carissimo, Viva la Vespa, Viva la Vespa, grande carissimo. Lambretta. Questa è bella. Senti Max. Bella Marvin. Per Max anche il sottofondo musicale, lui che è stato per anni in una band. E poi andiamo qua su questo Gilera, non so di che anno sia, però molto dietro anche qua. intanto l'abbiamo portato a casa anche questa. Renato, vai lì, fai un saluto. Finisce la musica, vi salutiamo con queste stupende moto, questo stupendo vintage da amare e da gustare Marvin. Guarda, con le mie mani posso amare, posso toccarle. Ciao ragazzi e ciao Spettacolo, ragazzi. ciao a tutti. Alla prossima e viva il vintage e viva anche le moto, per i nostri amici. Tutto va preso. Ciao a tutti.